Bentornati a Starting Six, la nostra vetrina sulla pallavolo che al femminile nella terza giornata della Serie A1 Ticotà propone un altro significativo big match. Non c'è tempo per respirare, la stagione della Serie A1 Ticotà femminile è entrata ormai nel vivo e le cose succedono nella velocità della luce. Prendiamo Scardicci per esempio, dopo la seconda giornata peraltro contrassegnata dal netto successo nel derby con Firenze, il secondo di fila dopo quello dell'esordio stagionale, ecco che è arrivato il licenziamento di Stéphane Antigat, il tecnico francese è arrivato in estate al posto di Massimo Barbolini destinato alla nuova Lega Americana. Ma evidentemente il problema non era la qualità tecnica di un allenatore che già aveva messo in mostra le sue capacità, piuttosto i rapporti, chissà se solo con le giocatrici o anche con la società, come chissà se sapremo mai se c'è stato un episodio scatenante a portare il club toscano a questa decisione che per una volta ha battuto il calcio, visto che quest'anno il primo licenziamento è arrivato dopo la quarta giornata a Roma con Juric al posto di De Rossi. Questo si intende al netto delle dichiarazioni distensive del club toscano, secondo il quale la decisione è stata presa per una differenza di veduto sullo sviluppo della squadra emerse nelle ultime settimane e ovviamente non conciliabile. Per la cronaca, sulla panca di Scandicci è arrivato Marco Gaspari, che in estate aveva lasciato quella del vero volley dopo 4 anni. Per rimanere in tema di mercato, l'Igor Gorgonzola Novara, visto il periodo dell'assenza della Fersino, si è assicurata l'ingaggio del libero sloveno Ania Mazei, classe 2000, almeno fino al 2 dicembre, proprio il tempo necessario per garantirsi il rientro a tempo pieno e senza forzatura della Fersino stessa. In tema di campo va registrato il successo del bis della SMI Roma nella gara valida per il ritorno dei 32esimi di finale della Challenge Cup. La squadra di Cuccarini ha infatti regolato le croate del Karlovac con un altro 3-0 dopo quello dell'andata a Roma, anche se con parziali ancora più netti, croate a 17, 15 e 9. Ai 16esimi le giallorosse sfideranno il Rapid Bucarest. A completare una settimana davvero piena di eventi, partite infrasettimanali anche per Milano e Conegliano, che così hanno anticipato le sfide che si sarebbero dovute giocare a metà dicembre per la 13esima giornata della Serie 1 Ticotà femminile, quando cioè i due club leader del campionato, nonché finalisti della Fineco Supercoppa, saranno impegnati in Cina per il mondiale del club dal 12 al 16 dicembre. Milano ha dovuto soffrire per 3-7 su 4 nel 3-1 finale inflitto al Chieri, nel quale vinto il primo parziale è stata costretta ai vantaggi nel secondo set per poi perdere il terzo per mano di un combattivissimo Chieri alla stessa maniera, poi comunque crollato la distanza nel quarto e ultimo set. Senza ancora la convalescente Egonu, Milano ha dato fondo alle sue risorse con la sua sostituta, la Casò con 20 punti, la solita Silla 17 e poi Dalderop 16 e Ayman 12. Sul frontichiere in evidenza Omorugi 19 e Skinner 15 punti. Dell'altra sfida inevitabilmente più netta l'affermazione di Conegliano sul campo della neopromossa Perugia. Un supplemento di fatica comunque per Conegliano e Milano attese domenica già da altri 2 impegni, le venete dell'Imoco a Roma e le ragazze dell'Anomia Vero Volley Milano nel big match di giornata contro Novara. Ma è tutta la giornata a essere particolarmente interessante a cominciare dall'anticipo del sabato con il derby piemontese fra Pinerolo e Cuneo. Altra bella sfida quella tra Chieri e Firenze, mentre c'è curiosità per assistere al debutto di Gaspari sulla panchina di Scandicci contro Perugia. Il programma si completa con un Vallefoglia Busso tutto da vedere, con un Bergamo Talmassons che mette alla prova le lombarde, intenzionate a rimanere in testa insieme alle big anche dopo la terza giornata. Procede a gonfie vele il fantavolley della Lega Femminile Pallavolo. Ecco gli scontri che si apriranno questa settimana nel testa a testa del fantavolley. Orro Milano contro Ghenovic Scandicci, Smarsk Pinerolo contro Nemet Perugia, Capralova Cuneo contro Nervini Firenze, Rucli Roma contro Bozetas Talmassons, Giovannini Vallefoglia contro Alsmeyer Novara, Sartori Busto contro Manfredini Bergamo, De Gennaro Conegliano contro Spirito Chieri. E se volete capire un po' meglio come funziona, gustatevi questo video che vede come protagoniste la centrale Giuditta Lualdi e la palleggiatrice Jennifer Boldini dello UIBA Busto Arstizio. Giudi, facciamo la squadra al fantavolley? Sono pronta. Da chi partiamo? A Crari, punto fermo al centro, secondo Giusto. me. Un'amica bella e forte, la possiamo permettere. Ok, Ce la possiamo permettere. assolutamente. Poi io direi palleggiatore, cambi, Sì. sempre un sacco di punti, Muro, si intende bene con i suoi centrali. direi perfetto. Ok. Poi, Ok. allora, opposta in queste prime 2 giornate, Orzovova di Ha Roma fatto molto bene anche ha nella fatto Coppa molto Europea, bene quindi e inseriamola. potrebbe anche essere un possibile capitano, Vero? che ci raddoppia i punti. Ottimo. La mettiamo subito capitano, quindi Sì. direi. Brava. Perfetto. Poi, altro centrale, chi metteresti? Allora, qui abbiamo bisogno di un centrale che abbia un buon rendimento ma che non ci costi troppo. Non ci deve costare troppo, se no No. per le bande poi abbiamo troppi pochi crediti. Allora, sta facendo bene Rucli a Roma. Vero? Che giocano contro Conegliano però, che non è una parità facile, ma va bene. Ci fidiamo di lei? Riponiamo le nostre speranze in lei.
Bande Poi- dobbiamo trovarne una di equilibrio e una più sull'attacco. Ok, direi che sicuramente come sull'attacco mettiamo Lolly, Sì, Lovet, Lolly. Lolly, mi raccomando, ci servi. E poi di equilibrio abbiamo il Ishikawa. Super Derby, esatto. Anch'io ci ho Ishikawa. pensato, direi perfetto. E abbiamo Novara contro Pinerolo. No, No. Novara contro Milano, Milano. se non sbaglio, sì. E poi manca il libero. Giorgia costa un po' troppo. Giorgia ci costa Giorgia. troppo. Non possiamo permetterci Giorgia. La mia punta di diamante è Martina Ferrara. È vero, tu la metti anche nel tuo pantavolle, quindi ok. Perfetto. Quindi ci rimangono quanti crediti per fare le riserve? Abbiamo ancora 27,5 crediti. Ce la possiamo fare. Vai. Eccoci, dopo ore di discussioni e studi sugli scout abbiamo deciso anche la nostra panchina. Buon fantavolley a tutti! Va avanti anche il nostro esperimento del Totovolley e dopo la grande prestazione della scorsa settimana da parte di Emanuela Leggeri, capace di azzeccare 5 pronostici su 7 partite, questa volta tocca a Marco Bracci provare a fare meglio. Ascoltiamo i suoi pronostici. Roma Conegliano? Conegliano vincerà. 2, quindi 2. Milano Novara? Novara. Faccio Due. il tifo per Lorenzo Bernardi. Pinerolo Cuneo? Questo è una bella gara. L'X non c'è, giustamente, ed è una gran fortuna che nel nostro sport non ci sia l'X. È il bello, è il sale. Dico Cuneo. Cuneo, quindi 2. Chieri Firenze? Altra bella partita. Chieri. 1. Scandicci Perugia? Salici. Valle Foglia Busto? Altro bello scontro. Busto Arsizio. 2. Bergamo Dalmassons? Bergamo. La Lega Pallavolo Serie A femminile supporterà durante il mese di ottobre la campagna Freccia Rosa, la prevenzione viaggia in treno, promossa da Fondazione Incontro Donna e dal Gruppo Ferrovie dello Stato, giunta alla 14ª edizione. Il progetto gode del patrocinio del Ministero della Salute con la partecipazione dell'AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, enti e istituzioni tra cui Farmindustria e il patrocinio delle maggiori società scientifiche italiane. Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, i viaggiatori a bordo dei treni Frecce regionali e Intercity potranno usufruire gratuitamente di un servizio di informazione e consulenza sulla prevenzione oncologica grazie ai medici messi a disposizione dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Inoltre, sulla piattaforma frecciarosa.it saranno prenotabili anche quest'anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture dell'SSN, Sistema Sanitario Nazionale. L'obiettivo è promuovere la prevenzione primaria, i corretti stili di vita e incentivare l'adesione agli screening oncologici. L'edizione Freccia Rosa 2024 inoltre si arricchisce di una nuova importante tappa a terra. Il 24 ottobre, grazie alla collaborazione con la ASL Roma 1 e agli spazi offerti dal Polo Logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato, un'unità mobile sarà presente presso lo scalo ferroviario di San Lorenzo a Roma, dove si potranno effettuare gratuitamente diverse prestazioni. La Lega Volley Femminile supporterà la campagna durante tutto il mese di ottobre tramite annunci fonici dedicati, mentre durante 4 match selezionati saranno attivati dei giri LED e le giocatrici scenderanno in campo con una maglietta a sostegno dell'iniziativa. Reale Mutua Fenera Chieri, Igor Gorgonzola Novara e Numia Vero Volley Milano SMI Roma si sono già giocate. Savino del Bene Scandicci, Bartoccini MC Restauri Perugia del 20 ottobre e Prosecco Doc Imoco Conegliano Bergamo del 27 ottobre saranno le prossime 2. Della generazione dei fenomeni è stato parte integrante, anche se troppo spesso un mezzo passo indietro, almeno all'inizio, e non ovviamente per volontà sua, ma per scelta tecnica. Marco Bracci è stato sicuramente uno degli schiacciatori più vincenti, sia in nazionale che tra i club. E anche come vice allenatore della nazionale femminile di Barbolini si è tolto parecchie soddisfazioni. E adesso allena le ragazze di Castelfranco nella sua Toscana, in provincia di Pisa, che l'anno scorso ha già trascinato la promozione dalla B1 alla 2. Ascoltiamolo insieme nell'intervista che ci ha rilasciato.
Eccoci qui con Starting Six che ospita un altro personaggio importante della nostra pallavolo, mi riferisco a Marco Bracci che ringraziamo per la sua disponibilità a partecipare al nostro format. Buongiorno Marco. Ciao, buongiorno a tutti voi e grazie per avermi invitato. Grazie a te della disponibilità. E parlare di Marco Bracci non è semplicissimo, ma non perché sia un personaggio scomodo, più che altro perché ha vinto tanta di quella roba che ci vorrebbe mezza giornata per ricordarla. Marco Bracci è stato sicuramente uno dei più forti scacciatori della nostra pallavolo maschile, ovviamente, ha vinto appena 3 mondiali, 4 europei, un bronzo, un argento e un bronzo olimpico, 5 World League, insomma più che acqua ne metta, e a livello di club parliamo di 6 scudetti, cioè una cosa, altri più di 20 titoli, 20 trofei sparsi in giro per l'Italia e per il mondo. Quindi Marco sicuramente può essere definito anche l'eroe dei due mondi, perché poi tu hai fatto il giocatore di altissimo livello fra i maschi e anche l'allenatore, adesso fai l'allenatore di alto livello nelle donne, sei stato vice di Massimo Barbolini con quale hai vinto 2 europei, 2 coppe del mondo, insomma vuol dire adesso alleni a Castelfranco dove già sei salito dalla Serie B1 alla 2, insomma. Ti sei mai chiesto perché hai avuto questa doppia vita, no? Da giocatore da una parte, necessariamente per il sesso ovviamente, e dall'altra però hai scelto il versante femminile per allenare? Guarda, allora innanzitutto ho avuto la grande fortuna, il merito e la grande fortuna di partecipare, di iniziare a giocare in un periodo molto bello, dove insieme a tanti altri ragazzi siamo riusciti a ottenere queste grandissime vittorie, frutto di un lavoro intenso, di un impegno quotidiano che andava dalla mattina quando ci alzavamo fino alla sera quando andavamo a letto, e tutte le nostre attenzioni, tutti i nostri pensieri erano rivolti a quello che facevamo nella pallavolo, praticamente in palestra tutti i giorni. E questo di sicuro non era certo sinonimo di vittorie, ma sicuramente ci avrebbe aiutato. È avvenuto, siamo stati bravi a rimanere sempre con l'attenzione sul lavoro, che poi alla fine, dopo tutto questo grande impegno, il lavoro ha pagato. Per noi, per la federazione, per i club nei quali ognuno di noi ha giocato, e quindi siamo tutti felici e contenti se a distanza anche di anni veniamo ancora ricordati per quegli anni fantastici, gli anni 90, si dice Sì. così, li chiamiamo così, dove una generazione di ragazzi ha cercato e ha dato lustro al nostro sport e all'Italia intera. Certo. E poi questa Poi seconda ho avuto vita, anche come seconda vita da allenatore delle donne, invece è nata così. sì. Ma è nata perché il presidente Carlo Magri, l'allora presidente della Federazione Italiana, era stato mio presidente a Parma per 7 anni, nella Maxicono Parma. E quindi mi conosceva molto bene, e gli ultimi anni della mia carriera, esattamente gli ultimi 3, ogni anno al termine mi chiamava e mi diceva: ma quando è che decidi di smettere e mi vieni a dare una mano in federazione? E io stavo talmente bene fisicamente, riuscivo ancora a giocare ad alto livello, che ho sempre rimandato. Però dopo il 3° anno che me lo ha chiesto, ho pensato bene di salire sul nuovo treno e iniziare questa nuova avventura. All'epoca c'era Marco Bonitta come allenatore della nazionale femminile, e mi sono affiancato a lui e ho iniziato questa nuova avventura che ancora oggi mi fa rimanere nel mondo femminile, e sono felicissimo di fatto. Senti, che estate hai passato davanti alla televisione a vedere le Olimpiadi, sia quelle maschili che quelle femminili ovviamente? Ecco, che emozioni hai vissuto? No, le donne hanno stupito tutti, gli uomini hanno avuto secondo me un passaggio abbastanza normale, naturale di crescita, al netto di quello che può essere qualche rimpianto, ma insomma però è stata una grande estate, no? Allora, posso confessare a tutti coloro che guarderanno questa trasmissione che durante le partite delle ragazze, ma soprattutto anche man mano che andavano avanti, sulla poltrona e sul divano del mio salotto mi sono cambiato più di una volta la maglietta, perché l'attenzione, il modo con il quale partecipavo nel vedere le loro gare e nel tifare per loro era così intensa che mi ha portato a viverla in una maniera molto, molto particolare. Sono felicissimo per tutte le ragazze, per Velasco, per Barbolini, per Lorenzo Bernardi,
per la federazione, che aspettava una medaglia così importante alle Olimpiadi da anni e anni. E quindi sono strafelice facendo parte di questo mondo pallavolistico che almeno le ragazze siano riuscite a vincere la medaglia d'oro. È stato veramente bello, bello. Senti, i ragazzi di Fefè invece come li hai visti? Come li hai visti? Il tuo amico Fefè? Guarda, i ragazzi di Fefè hanno un compito molto arduo, molto difficile, perché? Perché ritengo che a livello maschile ci siano molte squadre che giocano una pallavolo di alto livello e sono molto simili. I numeri, se si va a vedere i risultati finali di ogni partita, di ogni set, c'è una differenza minima. E quindi sono bravi, molto bravi, perché sono tra le migliori squadre al mondo. Ma in ogni competizione non è detto che una sola squadra riuscirà a vincere così spesso. I ragazzi hanno vinto gli europei, hanno vinto il mondiale e quindi già questo dobbiamo tenerceli stretti come risultati. Ci auguriamo naturalmente che si ripetano nei prossimi anni, nelle prossime manifestazioni internazionali, ma non sarà così semplice perché ci sono veramente tante squadre forti e il divario tra una squadra e l'altra, tra una nazionale e un'altra, è minimo, veramente minimo. Bastano 1 o 2 palloni che fanno la differenza. È vero, è vero. Senti, venendo invece al campionato, Marco, io trovo ci sia una certa similitudine fra i due campionati. Da una parte c'è il campionato maschile con Trento, Perugia favorite con Piacenza possibile outsider, dall'altra parte invece abbiamo Conegliano, Milano con Scandicci possibile outsider. Ecco, come vedi i livelli dei due campionati e secondo te quali possono essere secondo te gli sviluppi per una lotta a scudetto, playoff, quello che sia, insomma? Guarda, allora, le squadre che hai nominato sono assolutamente le più forti in ogni rispettivo campionato e naturalmente sono le più forti non solo perché hanno le 6 titolari che giocano più spesso tra le più forti atlete in assoluto, ma perché hanno anche una buona panchina che gli può permettere di affrontare tutte le competizioni che queste squadre andranno a giocare durante la stagione. Quindi questo gli permette ad ogni allenatore di poter interscambiare anche durante la regular season, anche durante il campionato italiano, gli atleti in campo e affrontare quelle partite, quei momenti un pochino più difficili che si possono verificare nel corso della stagione. Quindi sono squadre molto attrezzate e per le outsider sarà veramente molto dura poterle insidiare. Sono certo che alla fine dei playoff, alla fine della Coppa Italia, alla fine delle coppe europee, le squadre che hai nominato sia in campo maschile sia in quello femminile saranno le squadre che arriveranno a giocarsi le semifinali e le finali. Senti, se dovessi fare una scommessa, mettere dei soldi su Trento-Perugia, su Conegliano-Milano, dove li metteresti? Guarda, secondo me Lorenzetti è un valore aggiunto all'interno di una squadra di club e quindi da lui c'è da aspettarsi di tutto. È riuscito a modificare, a cambiare e a far giocare bene le sue squadre anche quando non aveva un sestetto completamente come dire, completo, con i migliori giocatori in ogni ruolo. È riuscito a vincere, a giocare con 3 ricevitori attaccanti e quindi significa che, come ho detto prima, è un valore aggiunto. Per le donne? Nel femminile credo che, come tutti gli anni, Scandicci è una squadra, un outsider rispetto alle altre due, Conegliano e Milano, ma anche quest'anno credo di poter dire che non riuscirà nell'impresa. No, sei stato Andranno molto le chiaro. altre due in finale. Senti Marco, tu sei sicuramente forse la persona, il tecnico, l'ex giocatore più adatto per dare una risposta in merito a
questa discussione che si è un po' alimentata nel nostro mondo, no? Se è meglio la pallavolo maschile o è meglio la pallavolo femminile, la fisicità e la velocità del gioco maschile rispetto al gioco femminile che è un pochino più lento, anche perché il fisico oggettivamente è diverso. Ecco, secondo me è un discorso che come dire, ha una base un po' così parziale, perché comunque sono belli tutti e due gli sport, sono due cose. Lo stesso sport è vissuto a una possibilità, una potenza diversa, poi ognuno preferisce il suo. Tu che ne pensi? Allora, guarda, dirò una cosa ovvia, ma poi è anche il succo, il sale di chi va a vedere questi due sport giocati sia dai maschi che dalle femmine. Le ragazze hanno aumentato tantissimo la qualità in attacco in questi ultimi anni. Prima nella pallavolo femminile si difendeva di più, era più facile difendere, le azioni duravano più a lungo e quindi magari chi aveva piacere di vedere questa palla che non cadeva mai, di vedere uno sport dove la contesa tra le due formazioni veniva fatta principalmente dalla difesa e i contrattacchi, poteva appunto seguire la pallavolo femminile con più piacere personale. Nel maschile bisognerebbe in effetti forse provare a fare qualcosa per permettere anche a maschi di difendere qualche azione di più, perché molto spesso le azioni terminano con la fase di riuscita in attacco. Lo strapotere fisico lo sta facendo da padrona dei maschi. Un po' troppo. E quindi i veri appassionati si divertono nel vedere assolutamente i gesti atletici, i gesti fisici che vengono fatti dagli atleti, ma basato molto anche sulla tattica. Cioè nei maschi si deve cercare di inventarci qualcosa, come appunto ha fatto Lorenzetti in passato, nel cercare di andare a conquistare il punto dopo la propria battuta, con la tattica su dove battere, come muoversi a muro, anticipare le mosse del palleggiatore avversario. Altrimenti gli attaccanti sono molto molto avvantaggiati, Sì, molto più nel maschile rispetto che altri. certo. In questi mesi, in questi anni, intravedi così, nel campionato maschile come in quello femminile qualche giovane, appunto uomo o donna, che ti ricorda il ragazzo Bracci a livello di carattere, a livello tecnico? Guarda, io ti dico la verità, mi cogli in fallo, nel senso che ho piacere di vedere le squadre di altissimo livello, mi piace vedere appunto il bel gioco. Bisogna avere più pazienza con i ragazzi giovani e le società che devono dare dei risultati, no? Ai propri sponsor, ai propri tifosi, hanno poca pazienza. Mi dispiace, ho poca pazienza anch'io e quindi non ti so dire se attualmente ci sono dei ragazzi giovani o delle ragazze giovani che possono ambire ad arrivare a giocare ad altissimo livello. Posso dirti però che la squadra che sto allenando, la mia società, la FGL Castelfranco? Zuma Volley, è il primo anno che giochiamo in A2 e con i miei dirigenti abbiamo deciso di accettare e dar fiducia, accettare delle scommesse in campo, dar fiducia a delle ragazze che non hanno mai giocato in A2 e che per la prima volta appunto si cimentano in questo campionato. Quindi la fiducia alle mie gliela sto dando, noi come società gliela stiamo dando, ci sarà da lottare tantissimo. Per quanto riguarda i campionati di altissimo livello, francamente non so dirti. È una domanda che bisogna fare a Fefè e qualcun a altro. Velasco. Marco, ti rinnovo ancora i ringraziamenti per la tua disponibilità. Ti auguro le migliori fortune per la tua stagione, facendo ovviamente i debiti scongiuri che fanno gli sportivi veri. Che ti devo dire? Grazie ancora di tutto e in bocca al lupo. Vi ringrazio io per avermi invitato, per averti rincontrato, è stato un grande piacere dopo diversi anni e prometto che mi andrò ad informare
sui giovani emergenti sia nella pallavolo maschile che in quella femminile. Avremmo tanto bisogno di tanti Marco Bracci, sia negli uomini che nelle donne. Grazie ancora. Grazie mille, molto gentile. Ciao a Marco, tutti, grazie. Grazie. La scorsa settimana Flavio Gulinelli è andato molto lontano dal centrare il pieno nel nostro Totovolley, avendo azzeccato appena 2 pronostici su 4. Questa settimana ci riproviamo con Marco Bracci. Ecco i suoi pronostici della quarta giornata della Superlega Credenbanca. Trento-Modena, grande scontro, ma credo che vincerà Trento. Perugia-Cisterna. Perugia. Monza-Milano. Milano. Verona-Civitanova. Macerata. Civitanova. Per te è Macerata. Scusami, Lupe. Per te è Dobbiamo dire Macerata. Lupe. Sai, io sono... È giusto, è giusto così. Vecchio. È giusto così. Grattazzolina-Padova. Padova. E l'ultima partita invece è Piacenza-Taranto. Per Taranto sarà difficilissimo, quindi dico Piacenza. Torna su Starting Six la rubrica delle azioni più belle della Superlega Credenbanca, quelle che spopolano sui social. E tra le partite dello scorso weekend c'è stata quella tra Trento e Milano che ha proposto 2 azioni davvero fantastiche. Nel video che abbiamo montato, la prima delle azioni da vedere ha già fatto il giro del web. Un doppio salvataggio impressionante del libero di Milano Damiano Catania che vola oltre il LED pubblicitario dopo aver tenuto vivo il pallone e riesce a tornare in campo appena in tempo per difendere un'altra palla, letteralmente lanciandosi contro il primo tempo di Kozamernik. Nello stesso match un'altra azione è diventata virale. Dopo il primo tempo di Flavio, Milano non riesce a ricostruire, così Sbertoli, il palleggiatore di Trento, è costretto ad appoggiare a Micheletto che finta l'attacco e scatena la via che riesce veramente a schiacciare senza muro. Proseguendo nella nostra selezione effettuata con la collaborazione della Lega Pallavolo Maschile, passiamo alla sfida tra Cisterna e Piacenza, con difese e recuperi da una parte e dall'altra. L'azione viene chiusa da Jordi Ramon con un gran muro su Romanò. Infine Modena-Perugia. Quale modo migliore di iniziare una partita se non con un attacco in parallela nei 3 metri? Gutierrez di Modena decide di iniziare così il match con il Perugia. Pochi punti dopo il cubano si riprova dalla seconda linea, ma questa volta sulla sua strada trova le mani di Bentara che mette a segno un monster block spettacolare. Il numero 10 della SIR sarà poi MVP della partita. Appuntamento a martedì prossimo sempre su Starting Six per cominciare a tirare le somme di questa Superlega Credenbanca. Continuate a seguirci.